Buongiorno, sono le 12 in punto. Focus TG ovviamente dedicato in gran parte alla morte, alla fine tragica di Giulia, agghiaccianti particolari sugli ultimi momenti di vita. Vediamo i titoli del Gazzettino che riassumono quella che è stata una lotta, vedete, di 22 minuti con Filippo Turetta, nastro adesivo sulla bocca per impedirle di gridare. E poi le prime coltellate a Giulia sotto casa, poi il massacro a Fossò, nel punto della lite, trovato il coltello senza manico. Quindi nel momento in cui si udirono le urla della ragazza provenire da un'auto proprio parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Vigonovo, Filippo Turetta la stava accoltellando, stava già sferrando le prime coltellate per poi finirla nella zona industriale di Fossò in Quinta Strada, dove ci sono gli stabilimenti. Vediamo ieri sera la grande manifestazione per Giulia organizzata da centri sociali e da associazioni femministe, ma c'era tanta gente, tanti cittadini che hanno voluto partecipare. Più di 15.000 persone hanno sfilato dal portello fino alla via del centro per confluire poi in piazza delle Erbe. Vediamo il servizio di Federico Fusetti. Bravo! Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Non una di meno. Insieme siamo partite, insieme torneremo. Sabato saremo a Roma con la manifestazione nazionale e oggi siamo qui a Padova per Giulia, ma anche per le vittime di transfobia e per tutti mille motivi, perché il patriarcato è ovunque, ci stanno uccidendo, ci uccidono ogni giorno e noi siamo stufe di dover vivere con la paura. Fortunatamente vedo che non ci sono solo donne qui, perché abbiamo anche tanto bisogno di una rappresentazione anche dell'uomo che sta con la donna. Ecco, di sicuro da sola non potremo mai farcela. Più arrabbiate, amareggiate? Più arrabbiate, sempre più arrabbiate e sempre più amareggiate. Alla società, appunto, perché non possiamo più tollerare questo patriarcato. Lei è studentessa a Padova? Sì. E cosa frequenta? Chimica. Continuate a ripetere negli slogan che siete incazzate? Sì. Sì, appunto, non ne possiamo più, sono anni e anni. Il nostro corpo non si tocca, lo difenderemo con la lotta. L'assassino non è malato, è figlio sano del patriarcato. Ho sentito che siamo sulle 15.000 persone e quindi sono soddisfatta. E gli slogan spesso erano siamo incazzate. Sì, molto, lo siamo. Perché? Molto. Perché non è giusto, basta. Sorella, 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 io ti credo. Sorella, 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 io ti credo. Torniamo qui in studio, ma tra poco andremo a Venezia da Filippo Fois, perché c'è stato un duro attacco di Monsignor Francesco Moraglia alla violenza contro le donne. Ci colleghiamo però adesso con Ilaria Marchiori, che ha seguito in diretta negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, la tragedia della famiglia Cecchettin davanti a casa, dandoci tutti i particolari, intervistando il padre, la sorella, lo zio, sentendo i cittadini che hanno portato i fiori davanti all'abitazione. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno direttore, purtroppo quelli che sono i contenuti dell'ordinanza li stiamo leggendo ormai dalle prime ore di questa mattina e sembrerebbe proprio ormai certo che la prima vera aggressione sia avvenuta proprio su quel famoso parcheggio a 150 metri dall'abitazione di Giulia. Inizialmente si era parlato di aggressione, mentre invece sarebbe proprio stata accoltellata già in quel parcheggio lì. Quel litigio
cruento che è stato visto e poi segnalato anche da un vicino di casa che ha chiamato immediatamente i carabinieri, che però quando sono arrivati sul posto ormai non avevano trovato nulla. E poi avevamo sentito anche l'appello proprio a inizio settimana da parte del dottor Genovese, criminologo dell'associazione Penelope, che diceva: chiunque altro avesse visto qualcosa si faccia sentire anche in forma anonima. Dunque loro forse proprio speravano di poter ricavare altre testimonianze che potessero aiutarli a stringere il cerchio, e dunque la ricerca di Filippo. Ecco, Ilaria, intanto non chiamiamolo più Filippo, perché si chiama Filippo Turetta, l'assassino, il killer, l'indagato, perché da quando è stato appunto accusato ufficialmente di omicidio volontario e sequestro di persona è una persona imputata per gravissimi reati, per cui è una questione anche tecnica. Certo. Per restare sulle questioni tecniche, attualmente le indagini sono interrotte perché non potranno ripartire prima del ritorno in Italia, e si prevede che avvenga tra una decina di giorni, dell'assassino. Non sarà neanche possibile in questo periodo eseguire l'autopsia, è così, no? Mi pare. Sì, anche perché sia i legali della famiglia Cecchettin che poi anche il legale di Filippo Turetta, e poi sarà da capire se anche i genitori di Filippo Turetta vorranno a loro volta avere un supporto legale, possono nominare un loro consulente tecnico di parte, quindi per prendere parte all'autopsia. Quindi anche questo sarà un passo da fare, e quindi una volta che appunto sarà rientrato in Italia. Come abbiamo sentito anche dalle parole del procuratore Cherchi ieri, ci vorranno alcuni giorni. Però una cosa importante che è stata detta questa mattina è che riguardo proprio Filippo Turetta sussiste il pericolo che reiteri condotte violente nei confronti di altre donne. Questo è quanto è scritto proprio nell'ordinanza di custodia cautelare della GIP di Venezia, che è datata 20 novembre e che si sta appunto aggiungendo alle altre carte dell'indagine. Vi sono elementi idonei, si legge, a fondare un giudizio di estrema pericolosità che desta allarme, dato che i femminicidi sono all'ordine del giorno. E ancora, per il giudice l'inaudita ferocia del giovane ne dimostra la totale capacità di autocontrollo, e in effetti secondo quello che è scritto in queste 5 pagine dell'ordinanza, quello che stiamo leggendo è effettivamente così: una perdita totale di autocontrollo, una furia che si è andata ad accanire su Giulia. Prima appunto dicevamo in quell'aggressione nel parcheggio poco distante da casa, e poi a Fossò, anche se ovviamente è ancora da accertare se effettivamente sia proprio la morte sia avvenuta proprio in quella zona industriale di Fossò, o possa essere avvenuta durante il tragitto, ma questo appunto sarà solamente l'autopsia che lo potrà stabilire con precisione. Ecco, Ilaria, tu hai seguito molto attentamente, scrupolosamente la famiglia, abbiamo sentito le parole di Gino Cecchettin, la grande dignità, la grande compostezza di quest'uomo, ma anche del padre di Filippo Turetta, sconvolto, che riusciva proprio a malapena a parlare con Valentina Visentin. Oggi le famiglie rilasceranno altre dichiarazioni. C'è stata anche la polemica tra la sorella di Giulia, Elena, e Valdegamberi, che ha accusato Giulia di essere addirittura una satanista, dichiarazioni per le quali sono state chieste le dimissioni di Valdegamberi. È intervenuto dissociandosi Luca Zaia, si sono dissociati Roberto Ciambetti, Alberto Villanova. Insomma, è uno scontro anche all'interno della regione. Ci sono state reazioni da parte di Elena ulteriori, oltre a quelle di cui ci hai già dato notizia ieri?
No, a dire il vero, poco dopo, cioè in concomitanza, quindi probabilmente anche determinate da queste dichiarazioni, Elena ha scritto un altro post in cui diceva: adesso lasciatemi in pace, lasciatemi anche nel mio dolore, visto che comunque questi sono stati giorni in cui, se vogliamo, anche la famiglia si è ritrovata la famiglia di Giulia Cecchettin si è ritrovata a dover quasi come in una sorta di frullatore anche mediatico, anche se hanno sempre ringraziato la stampa per l'aiuto che gli ha dato, portando anche facendosi portavoce dei loro appelli, soprattutto nei primi giorni della settimana. Però qualche giorno fa proprio il papà di Giulia, il signor Gino Cecchettin, ha detto: adesso lasciateci stare. Addirittura ieri ha detto: adesso lasciatemi andare a lavorare. Ancora credo che si chiuderanno nel loro silenzio almeno fino alla data dei funerali di Giulia. Bene, grazie molte Ilaria, grazie, complimenti per il tuo lavoro, il vostro lavoro, la redazione di Venezia Maestra, i tecnici, grazie per averci dato tutti i particolari e continueremo ovviamente a seguire anche nei prossimi giorni questa tragica vicenda. Adesso andiamo a Venezia, davanti alla Basilica della Salute, perché c'è Filippo Fois. Ieri un duro attacco da parte del patriarca Francesco Moraglia a chi usa violenza sulle donne. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Nell'inquadratura di Sandro Ponchio vedete il ponte votivo che collega, in occasione della festa della Madonna della Salute, il sestiere di San Marco col sestiere di Dorsoduro, dove ci troviamo noi e dove si trova la chiesa della Madonna della Salute. Esattamente ieri sera c'è stato il pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute, un pellegrinaggio guidato dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e di fronte ai 1000 giovani il patriarca di Venezia ha lanciato nuovamente la sua condanna per quanto accaduto a Vigonovo e anche il monito sul fatto che l'amore è innanzitutto rispetto e solo attraverso questo rispetto si può arrivare a quel congiungimento che trasforma il pronome io nel pronome noi, ha detto, tornando poi sull'argomento anche nel corso della predica che si è tenuta oramai una mezz'ora fa all'interno della Basilica. Moraglia ha nuovamente ricordato il dramma di Giulia, assassinata barbaramente a soli 22 anni, e ha ricordato come Giulia sia la 103esima vittima di femminicidi in Italia quest'anno, per cui ci troviamo di fronte a un grosso problema, un problema drammatico contro il quale la Chiesa si schiera in prima linea. Sostanzialmente ha fatto capire Moraglia, che ha citato naturalmente la Madonna, è partito anche dal rapporto che legava Gesù alla Madonna, ha detto: le donne sono le nostre madri e poi sono le nostre spose, non esiste un futuro anche per la Chiesa senza le donne, e la Chiesa, lo ribadisco un'altra volta, è impegnata in prima linea per la valorizzazione del ruolo delle donne anche nella società e anche nei rapporti ecclesiastici, ha detto Monsignor Moraglia. In effetti qui i commenti anche delle persone, voi lo vedete che alle mie spalle c'è un continuo arrivo di fedeli, quello che vedete adesso sta avvenendo da oramai 3 o 4 ore e proseguirà per tutto il resto del giorno, e nei commenti di diverse persone che abbiamo avuto l'occasione di avvicinare c'è proprio un pensiero per Giulia, per questo barbaro assassinio di cui è rimasta vittima, e sul messaggio che è stato lanciato da qui, da quella che è una delle feste più amate dai veneziani, forse addirittura qualcuno sostiene più della festa del Redentore. Direttore. Centinaia, migliaia di persone come sempre alla festa della Salute. Tu ho visto che hai sentito anche, hai parlato con i devoti, con i fedeli, immagino sulla vicenda di Giulia abbiano espresso il loro cordoglio, la rabbia, l'indignazione di tutto un paese.
Sì, anche perché questa festa non è solamente festa di Venezia, è naturalmente una festa, il Comune di Venezia oggi non si va a scuola, è proprio una festa che comprende tutto l'entroterra, ma è anche una festa molto sentita dal Veneto. È nata durante la Serenissima, l'epidemia del 1630-31 aveva colpito tutto il nord Italia, per cui quando la Serenissima ha fissato nel 21 di novembre la festa della salute, veniva celebrata in tutto l'entroterra, in tutta la regione Veneto, e ancora oggi adesso abbiamo avvicinato delle persone che ci hanno detto che una donna veniva da Bassano del Grappa, un'altra da Padova, alcuni altri da Treviso, per cui in realtà la comunità che si sta esprimendo oggi è una comunità che va oltre il Comune di Venezia, è la comunità di un'intera regione, e da questo punto di vista è una comunità che si è stretta attorno alla famiglia di Giulia, e che ha vissuto con molta partecipazione questo dramma, interrogandosi naturalmente anche sul tipo di società nella quale viviamo e su quali degenerazioni si manifestino e debbano essere combattute, proprio partendo da quello che è il rispetto per la donna, di cui parlava anche il patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Filippo, grazie molte, grazie a te, a Sandro Ponchio, e buon lavoro, grazie, a presto. A dopo, grazie a Filippo Fois. Intanto Giulia, ti vogliamo bene, sono le parole scritte accanto ad una gigantografia di questa povera ragazza che da oggi resterà esposta sulla parete del municipio di Vigonovo e della biblioteca del Polo Culturale di Saonara in via Roma. La foto è stata scelta dalla famiglia, ha detto il sindaco di Saonara Michela Lazzaro. Dobbiamo custodire nelle nostre menti e nei nostri cuori il sorriso di Giulia. E poi la terremo esposta fino a fine mese, ha aggiunto il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Sabato 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche così desideriamo, ha detto il sindaco, testimoniare il ruolo delle istituzioni per dare risposte concrete. Posso dire che tutti i comuni, non solo a novembre, si impegnano su questo fronte. Da uomo dico che dovremmo porre attenzione ai maschi, famiglie, associazioni, istituzioni, e insegnare che nella vita si può anche perdere e che dopo una sconfitta si può ripartire, ha detto ancora il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Le gigantografie della misura di 5,5 metri per 3,80 metri, appunto, resteranno lì per tanto tempo. Adesso andiamo a Saonara, dove c'è Valentina Visentin, proprio in compagnia della sindaca di Saonara Michela Lazzaro. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, stiamo proprio inquadrando in questo momento la gigantografia scelta, la foto scelta dalla famiglia Cecchettin. Giulia con un abito porpora, seduta in un'altalena, il sorriso spensierato che guarda verso l'orizzonte, verso quel futuro che le è stato negato dal suo killer Filippo Turetta, che è in carcere a Dalle e che per il momento ha solo visto il suo avvocato d'ufficio tedesco. Siamo a Saonara, una comunità sconvolta, perché Giulia era conosciuta non solo per il suo impegno sociale ma anche in parrocchia, ed è proprio qui a Saonara che verranno celebrati i funerali di Giulia, perché era molto legata appunto alla parrocchia. Giulia, che come sta ricostruendo la cronaca di questi ultimi minuti, ha subito un'agonia durata 22 minuti, prima l'aggressione a soli 150 metri da casa e poi il suo killer Filippo Turetta l'ha uccisa, finita nel parcheggio della zona industriale di Fossò, dopo averla immobilizzata con del nastro adesivo e caricata in macchina. Qui con me c'è la sindaca di Saonara, Michela Lazzaro, che si prepara appunto a questo funerale che vedrà una grande partecipazione non solo della sua comunità, ma insomma un po' di tutto il Veneto, perché Giulia è entrata nel cuore di tutti in questi giorni. Sì, Giulia sicuramente era già nel cuore della nostra comunità, perché come ha detto lei prima, la famiglia frequentava
la parrocchia, i ragazzi Giulia, Elena e Davide hanno frequentato le scuole qui a Saonara, quindi le amicizie sicuramente le hanno coltivate qui nel nostro territorio. Noi ci prepariamo ad accogliere l'ultimo saluto a Giulia insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi amici, ai parrocchiani, tutta la nostra comunità, la comunità di Saonara e Vigonovo e quanti vorranno salutarla per l'ultima volta. È un'emozione grande che stiamo vivendo, un'emozione che ci ha scosso le coscienze da domenica sera, da quando Giulia non si trovava più. Abbiamo sperato fino all'ultimo, purtroppo sabato mattina abbiamo avuto una conferma, abbiamo avuto la notizia appunto della sua morte e questo ci rattrista, ha rattristato noi e tutta Italia. E che dire? Giulia verrà tumulata tra le altre cose qui a Saonara insieme alla mamma. Sì, Giulia sarà tumulata nel cimitero qui di Saonara, proprio vicino alla mamma. Da donna, da sindaco, da mamma, vi fate un appello, insomma rispondete all'appello del governatore Luca Zaia di mettere in campo attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne non solo in occasione del 25 di novembre. Sì, erano già previste delle attività e naturalmente più che mai confermate. Già venerdì sera abbiamo una serata dedicata a questo tema con uno spettacolo teatrale dove fra l'altro coinvolgiamo anche le cittadine di Saonara attivamente in questo momento di ricordo. È una serata che sarà dedicata a Giulia ma anche a tutte le donne e anche altre 2 ragazze che purtroppo hanno subito violenza qui a Saonara. Abbiamo il centro qui a Villatola, centro Tamara e Diana, ricorderete appunto quel massacro nella Maiella appunto e avevamo dedicato all'epoca questo centro e ricorderemo Giulia insieme con loro ma insieme con tutte le donne che purtroppo hanno subito violenza. Grazie Sindaco, ovviamente per la data dei funerali di Giulia è ancora troppo presto per deciderla perché ovviamente deve essere effettuata prima l'autopsia sul corpo della giovane e in queste ore si dovrebbero nominare i vari consulenti. Avete sentito gli eventi previsti a Saonara, sabato 25 dovrebbe esserci una fiaccolata anche a Torreglia, il comune invece dove vive la famiglia di Filippo Turetta che ha ucciso brutalmente Giulia Cecchettin sabato 11 novembre. Da Saonara intanto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Valentina Visentina e alla sindaca. Purtroppo le fiaccolate, le marce, i flash mob, gli applausi ai funerali, i palloncini bianchi segnalano la nostra sconfitta. Quando ci sono queste manifestazioni ovviamente apprezzabili, ovviamente dovute alle vittime, abbiamo la prova che siamo usciti da questa e dalle altre vicende, 105 donne uccise dall'inizio del 2023, siamo praticamente perdenti, abbiamo sbagliato tutto o molto e quindi bisogna cercare di rimediare e l'abbiamo detto in tutte le maniere, l'abbiamo sentito dire agli psicologi, agli psichiatri, ai politici, una reazione collettiva enorme, senza precedenti, provocata dalla morte di questa ragazza di appena 22 anni, dal calvario a cui è stata sottoposta dal fidanzato, ma che ci impone di cambiare registro, di tornare a insegnare ai bambini, ai ragazzi cosa significa il rispetto delle donne, ma non solo, il rispetto in senso lato. Andiamo sempre per la serie delle iniziative che si stanno svolgendo, un minuto di silenzio nelle scuole del Bassanese, sentiamo cosa ci dice Sharon Di Carlo. Mancano pochi istanti alle 11, un momento in cui tutte le scuole italiane si riuniranno in un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza. E noi siamo qui a Bassano del Grappa, al liceo Brocchi. Venite. Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le loro ali, visto che le mie le hanno tagliate. Lotta perché siano libere e possano volare più in alto di me.
Combatti perché possano urlare più forte di me, perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho fatto io. Mamma mia, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Lasciamo i ragazzi della seconda al loro minuto di silenzio. Io mi avvicino al vicepreside Riccardo Poletto. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi avete deciso di aderire a questo minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza? Sì, abbiamo raccolto l'appello del Ministro che ha chiesto a tutte le scuole italiane di osservare oggi alle 11 un minuto di silenzio. La preside ha inviato a tutte le classi, a tutti i ragazzi, ai genitori e al personale una circolare con una poesia molto bella che ricorda molte delle donne, ragazze che sono state vittime di femminicidio e di violenza. Per cui abbiamo approfittato di questo minuto di silenzio per riprendere il discorso con i ragazzi e proseguire quell'opera di informazione, sensibilizzazione e di riflessione che facciamo da molto tempo e che porteremo avanti anche in modo particolare sabato, che sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Quanto è importante educare i più giovani a questo tipo di educazione anche sentimentale? Ma io credo che il grosso dei problemi, soprattutto per gli atti di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani, sia nell'incapacità di amare in maniera libera, di togliere dall'amore ogni dimensione di possesso e ogni dimensione di dipendenza, per cui poi quando un amore finisce o anche quando un amore non comincia perché non è corrisposto, una delle due parti, sempre i maschi purtroppo, non se ne fanno una ragione, non riescono a capire, non comprendono e scattano reazioni di aggressività, sia verbale sia fisica. Lo avete sentito, è scattata la campanella, quindi lasciamo i ragazzi alla loro ricreazione. Grazie Motte, grazie a Sharon Di Carlo. L'inchiesta della Procura di Venezia, c'è un magistrato, il procuratore capo della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, che è ancora una volta impegnato su questo tragico versante e l'abbiamo ovviamente ascoltato e ieri ha detto, oltre alla questione che riguarda l'ordinanza e insomma, quella che sarà una fase giudiziaria molto, molto delicata e complicata, ha detto non mi piace il clima in cui ci stiamo ritrovando, cioè le polemiche, gli insulti via social, addirittura coinvolto un ristoratore che con la famiglia Turetta non c'entra niente, ma siccome ha un ristorante viene attaccato pesantemente, minacciato di morte e non c'entra niente, è completamente strano, quindi un clima di violenza sui social che è giusto che dice Cherchi, bisognerebbe evitare. Ma vediamo, sentiamo cosa ha detto riguardo all'inchiesta. Era chiaro che, come dire, questa fuga non poteva durare più di tanto, proprio perché si tratta di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati. E infatti è andata esattamente così. Non si è costituito, ma è stato prontamente individuato. Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin tra Barcis e Piancavallo, la cattura di Filippo Turetta nelle vicinanze di Lipsia, in Germania, costituisce il secondo punto fermo nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia. Il 22enne di Torreglia ha trascorso la sua prima notte in carcere ad Halle. Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza, scosso dalla vicenda, ha spiegato il suo legale italiano, l'avvocato Emanuele Compagno, che non lo ha raggiunto in Germania e lo stesso faranno probabilmente anche i suoi genitori. Ma ad attendere il suo rimpatrio sono innanzitutto i magistrati. Abbiamo fatto una riunione ieri pomeriggio, siamo in contatto con l'autorità giudiziaria del Länder, che è competente per territorio, e con la polizia tedesca. Quindi i passi diplomatici sono stati fatti. È chiaro che il ritrovamento della ragazza muta il titolo di reato da tentativo in omicidio consumato e quindi questo sarà rinotificato. Sui tempi dell'estradizione l'ipotesi più prudente è quella di una decina di giorni, anche se il governo ha assicurato assoluta celerità. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È effettivamente un termine breve se il soggetto è disponibile
a essere consegnato. Se invece non è disponibile, i tempi sono più lunghi. Però, ripeto, questo è un problema che anche noi possiamo solamente chiedere e velocizzare nel limite del possibile, anche con contatti personali con l'autorità tedesca, che è già stato fatto. Però i tempi della procedura penale tedesca sono diversi dai nostri. Certo, se i tempi fossero molto lunghi, se i tempi della procedura tedesca fossero lunghi, potremmo pensare di andare a sentirlo in Germania, però questo lo vedremo nei prossimi giorni. A garanzia dell'indagato, tutti i prossimi accertamenti potranno essere svolti solamente coinvolgendo Turetta e il suo avvocato, a cominciare dall'autopsia sul corpo di Giulia. Dall'esame autoptico, dalle verifiche sull'auto, tuttora in Germania, verranno ricavati e valutati quei dati di fatto che serviranno a ricostruire quello che è accaduto nella settimana tra la scomparsa della vittima e l'arresto dell'ex fidanzato, e a contestare un'eventuale premeditazione su cui la procura non si sbilancia. L'invito di Cherchi è a lasciar lavorare serenamente gli inquirenti. Ma anche da parte dell'opinione pubblica, che deve frenare un momento questa partecipazione emotiva che può creare e che sta creando anche qualche difficoltà, non ripeto alle indagini, ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato, e questo non è un fatto positivo. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta, ha detto giustamente il procuratore Cherchi. E ieri sera a Ring gli avvocati delle famiglie Turetta e Cecchettin, sentiamo cosa hanno detto. Lui lo ha incontrato, però non mi ha detto che cosa si sono raccontati, perché è stata un'udienza abbastanza veloce, quindi è stata un'udienza dove non si è discusso sul merito della vicenda. Mi ha raccontato di Filippo un provato, in difficoltà, perché ovviamente era alcuni giorni che si trovava in quella situazione, e stanco, però null'altro mi ha aggiunto e non mi ha rappresentato ulteriori circostanze. Filippo Turetta, detenuto nel carcere di Halle in attesa dell'estradizione, ha incontrato solo il legale tedesco assegnatogli d'ufficio. L'avvocato compagno che lo attende a Padova ha parlato al telefono col legale in Germania, come raccontato ieri sera in diretta durante la trasmissione Ring di Antenna 3, dove era ospite insieme al legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. Noi possiamo semplicemente adesso attendere l'esito delle indagini, la qualificazione giuridica corretta del fatto che vorrà dare la procura, sulla quale io non voglio entrare, perché è il lavoro degli investigatori, è il lavoro del procuratore. Noi prenderemo atto dell'ipotesi che sarà formulata, parteciperemo attivamente per far sì che questa ipotesi poi venga confermata, però noi facciamo i processi, noi dobbiamo pensare che saranno le sentenze a stabilire le esatte responsabilità. Questo è una cosa che deve essere chiara, perché noi siamo uno Stato di diritto e non facciamo i processi sulle sensazioni, anche se io ho la mia idea in testa molto chiara, che sia chiaro. Un pensiero che l'avvocato preferisce non esprimere, perché tanti sono ancora gli interrogativi che pesano sulla lunga fuga di Filippo Turetta. L'avvocato però annuncia una possibile iniziativa contro la pagina social apparsa a sostegno del 22enne. È stata segnalata, adesso valuteremo che tipo di azioni intraprendere, ma credo che purtroppo quando ci sono questi fatti capita anche questo, e c'è rimedio effettivamente anche per queste cose. Non vorrei commentare oltre, perché credo che dedicare tempo a queste persone sia tempo sprecato. Intanto, tra le famiglie dei due giovani, anche se a distanza, c'è stato un momento di incontro con un pensiero inviato via SMS dalla famiglia Turetta a quella di Giulia. Hanno ovviamente scritto che per quello che il papà poi ha detto già in televisione, quindi aveva già mandato ai genitori di Filippo questo messaggio immediatamente quando ha saputo della notizia della morte, cioè che sono mortificati di quello che il figlio ha fatto, che speravano che la cosa non avesse questo epilogo, che abbracciano la famiglia, che chiedono che Filippo si assuma le sue responsabilità e che vorrebbero in qualche maniera essere vicini alla famiglia durante questo dolore.
Gli avvocati Compagno e Tigani ieri sera in diretta a Ring, il programma di Antenna 3 condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino e un altro magistrato, ex magistrato ormai, ma oggi ministro della giustizia, Carlo Nordio, si vuole occupare personalmente di quanto è accaduto e soprattutto di quanto si dovrà fare per cercare di educare ai sentimenti, così ha detto l'altro ministro, il ministro dell'istruzione Valditara, i ragazzi. Sentiamo cosa ha detto il ministro, che ha anche proposto, il ministro Nordio, un opuscolo da distribuire nelle scuole. Sentiamo. È tornato tra i banchi di scuola del liceo Canova, dove si è diplomato questa volta da ministro. Era in programma una lezione magistralis sulla riforma della giustizia, ma il ministro Carlo Nordio ha cambiato prospettiva parlando agli studenti del caso di Giulia Cecchettin. I femminicidi sono in aumento, c'è una generalizzata incapacità di distinguere il bene dal male. Le leggi ci sono, ha ribadito Nordio agli studenti, ma servono fino ad un certo punto. Ho parlato ai ragazzi, è stato un incontro estremamente emozionante per ritornare al vecchio liceo dove io ho studiato, ma anche per la loro grande attenzione e la loro sensibilità. Ho ripetuto il concetto che sono utili le leggi, ma non sono risolutive. Quello che è risolutivo è l'educazione, l'informazione e la sensibilità del rispetto verso la persona altrui. Ci sono gli atteggiamenti spia prima che accada l'irreparabile, ha detto l'ex magistrato, sintomi di un possibile aggravamento di violenza. Abbiamo intenzione di preparare un opuscolo con una grafica molto comprensibile. Informare è importante. Da diffondere nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro e ovunque possano esservi delle situazioni di rischio, perché è soprattutto dall'informazione che parte il primo passo verso una educazione al rispetto altrui. Per quanto riguarda la proposta di legge bipartisan sull'educazione all'affettività nelle scuole, il ministro dimostra di avere seri dubbi sulla sua fattibilità. Occorre anche allora una formazione di docenti, perché insegnare l'affettività non è compito proprio così facile come insegnare la matematica. E aggiungo che comunque la consapevolezza dei doveri etici e sociali che derivano nei rapporti con il prossimo si acquisisce soprattutto in famiglia. E questo era il trevigiano Carlo Nordio, ex magistrato alla testa di tantissime inchieste scottanti di questo paese, a partire da quella del Mose, e per non citare tutte le altre anche riguardanti gli anni del terrorismo, la malavita organizzata, e oggi guardasigilli del governo di Giorgia Meloni. Abbassiamo il grappa perché il 25 novembre ci sarà una fiaccolata, una manifestazione in ricordo di Giulia sulla Pedemontana. Vediamo, alla Pedemontana. Comincia così, con un minuto di silenzio dedicato al ricordo di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, l'incontro tra 23 comuni dell'area pedemontana per dire a gran voce stop alla violenza contro le donne. Amministrazioni comunali e centro antiviolenza Spazio Donna, uniti in una grande fiaccolata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, sabato 25 novembre. Tutti i comuni si sono uniti, hanno unito le forze, come già è successo in questi anni, per dire basta alla violenza, per dire rompiamo il muro del silenzio. 23 comuni e 23 cortei che sfileranno con un unico obiettivo: rompere il muro del silenzio attraverso la voce della comunità. Ci uniremo anche in ricordo di Giulia, ma purtroppo non c'è solo Giulia. Purtroppo di Giulia ce ne sono state veramente tante quest'anno, perché Giulia è la 103esima vittima del 2023. Fiaccolato in programma già venerdì 24 novembre. A Bassano del Grappa ci sarà la fiaccolata venerdì 24 novembre alle ore 18:30. Si partirà dalla Panchina Rossa in Viale delle Fosse, si prosegue per Viale dei Martiri per finire a Piazza Castello. Ennesimo femminicidio
ennesimo campanello d'allarme che arriva anche dai numeri del centro antiviolenza Spazio Donna. I primi giorni di novembre questa relazione sono 211, l'anno scorso erano 214 però a fine anno. Adesso stamattina ci siamo incontrati in un'equipe, avevamo già 10 telefonate ferme, quindi andremo oltre i 220 quest'anno, è aumentato il fenomeno. 221 richieste d'aiuto fino ad oggi, al momento 7 in più dell'anno precedente, e ad ogni squillo d'aiuto pronti a rispondere al telefono i centri antiviolenza del territorio, strutture che oggi si scontrano con un'intesa tra governo e regioni del 2021 sulla revisione dei requisiti minimi per l'accesso alle risorse finanziarie. C'è questa intesa che è uscita nel 2021 e che crea dei problemi a tutti i centri antiviolenza, quindi se guardassimo bene metà dei centri antiviolenza delle case rifugio dovrebbero chiudere. Hanno chiesto delle cose impossibili, economicamente impossibili, quindi bisogna che le rivedano e ci diano delle cose molto più chiare. Servizio di Ciano di Carlo, un'altra fiaccolata è prevista per domani a Vicenza, dice il sindaco Possamai, non dobbiamo abituarci al dolore e alla violenza. Vediamo. Sarà un abbraccio a Giulia, quello che partirà mercoledì alle 19 dall'Esedra di Campomarzo e proseguirà percorso Palladio per poi raggiungere Piazza dei Signori. Anche Vicenza si stringerà nel ricordo di Giulia Cecchettin, una tra le centinaia di vittime che si consumano ogni anno nel nostro paese, una straziante carneficina che ha toccato anche Vicenza nel recente passato, il cui ricordo resta vivido. Ultimo solo in ordine di tempo, il duplice femminicidio del giugno 2022, dove a perdere la vita per mano dell'ex marito ed ex compagno che poi si tolse la vita furono Lidia Milicovic e Gabriela Serrano. Troppe volte in questi anni ci siamo ritrovati a dire mai più, troppe volte a scendere in piazza, ma non dobbiamo abituarci al dolore, alla violenza, per cui è importante che mercoledì sera alle 19 ci siano tante persone in piazza, io spero anche tanti uomini. Una fiaccolata promossa dal Comune e dall'associazione Donna Chiama Donna che gestisce il centro antiviolenza e rileva che nel 2023 sono state 346 le donne che si sono rivolte ai centri di Vicenza e Arzignano, di cui 150 hanno sporto denuncia. Problematiche segnalate che sono più gravi rispetto al passato e poi la difficoltà di intercettare i più giovani. Il problema è che forse al centro antiviolenza accedono donne che hanno i casi ormai ultimamente più gravi, più eclatanti. Il problema è intercettare proprio tutta quella parte più giovane che non si accorge dei primi segnali. E l'accesso al centro antiviolenza per queste ragazze forse è una cosa che può anche spaventare, può sembrare una cosa più grande di loro. Invece il mio è un appello a venire anche solo per un colloquio. E da Vicenza un messaggio è stato diffuso anche dalla Commissione Pari Opportunità della provincia. Riposa in pace, dottoressa Giulia, che il tuo sacrificio non sia vano, ma sia un monito affinché tutti si adoperino per una società finalmente libera da questi crimini. Servizio di Luisa Bertini e proprio tutti hanno apprezzato la compostezza, la dignità della famiglia Cecchettin, straziata da un dolore enorme, ma sempre disponibile con i giornalisti e sempre molto molto civile, perché il padre Gino ha detto: io non provo né odio né rabbia, penso soltanto alla mia figlia che ormai non c'è più. Anche Elena Cecchettin ha parlato a lungo con i giornalisti, tra l'altro scatenando anche una polemica politica di cui parleremo tra poco, ma sentiamo cosa hanno detto a Ilaria Marchiori il marito e la figlia di una donna, tra l'altro che è morta un anno fa, avevano avuto un anno fa già un gravissimo lutto. Sentiamo. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva: forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre. E lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere e non doveva prenderselo.
Questa volta per Elena è difficile trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Lei che si è sempre dimostrata forte e risoluta, ma anche combattiva. Un'oplita, proprio come le diceva sempre Giulia. Questa mattina mi sono immaginata mia sorella che mi diceva forza, vai. E lei mi diceva sempre che ero un'oplita perché quando studiava al liceo classico appunto mi raccontava che gli oplita erano i guerrieri e lei mi diceva sempre che bisogna avere la forza di un'oplita. Però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano, e lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida e ingenua, nel senso di persona che vive la vita con leggerezza e senza cattiveria. Un'altra perdita nell'arco di un anno che colpisce la famiglia Cecchettin e che svuota. Come ha detto il papà di Giulia all'indomani della fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Non trovo nulla, io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre davanti alla casa continuano ad arrivare fiori e il fratello di Giulia raccoglie con dolore le lettere e i biglietti lasciati in questi giorni per lei, da Elena arriva un messaggio forte ai ragazzi. Un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano, non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro. Ed Elena Cecchettin aveva parlato di cultura dello stupro, di famiglie patriarcali, suscitando l'ira del consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Vediamo quello che è diventato poi uno scontro politico in regione. Un lungo post contro Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, che fa finire sulla bufera il consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Lo storico esponente della Lega, ora il gruppo misto, usa parole pesanti per commentare una trasmissione televisiva in cui la ragazza è intervenuta dopo l'omicidio della sorella. Dalla sorella di Giulia una recita ideologica, scrive Valdegamberi, altro che cultura patriarcale, e accusa la ragazza di divulgare simboli satanici. Tra i primi a dissociarsi dalle sue parole è subito il presidente Zaia. Questo è il momento del dolore, non certo quello di invocare l'intervento dei magistrati, dice, sulle dichiarazioni personali della sorella di una ragazza che ha perso la vita in questo modo tragico. Insinuazioni gravissime, accusa Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verde e Sinistra, che annuncia per Valdegamberi un'interrogazione parlamentare. A parlare di attacco oltraggioso e delirante invece il deputato Dem Alessandro Zan. È inconcepibile, scrive, che al dolore si aggiunga anche violenza istituzionale. Intanto l'opposizione ne chiede le dimissioni. Penso che questo consigliere regionale stia utilizzando in modo inopportuno la sua carica, la sua posizione di potere, e ritengo che non dovrebbe occuparla. Valdegamberi dovrebbe dimettersi e noi siamo tutti stanchi di commentare e di sentire queste cose. Un commento di non condivisione di dichiarazioni che minimizzano la responsabilità personale dell'omicida per cercare una responsabilità nel presunto modello patriarcale. Non pensavo suscitasse una tale violenza di reazioni. La risposta all'odio social scatenato dal post non tarda ad arrivare. È Valdegamberi a mandare agli organi di stampa un comunicato nel pomeriggio che non riesce però nell'intento di placare le polemiche. Servizio di Anna De Roberto, in regia quest'oggi Francesco Ceron. Vediamo lo shock e l'indignazione per un post che è comparso, una pagina comparsa su Facebook a sostegno del killer, che di fatto ha messo in discussione la ricostruzione dei fatti. Vediamo.
È già stata segnalata alla polizia postale. Sui contenuti si profila il reato di istigazione alla violenza. La pagina Facebook aperta all'indomani del ritrovamento del corpo della povera Giulia Cecchettin. Ad aprirla una non ben precisata organizzazione no profit. Pagina aperta, si legge in primo piano, per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. I post pubblicati di fatto sostengono Filippo Turetta, indagato per omicidio, ora in carcere in Germania. La pagina mette in dubbio la ricostruzione dei fatti, arriva ad accusare i media di aver usato un giudizio affrettato nei suoi confronti. C'è ancora una piccola speranza, recita un post, che ci sia un giudice a Berlino che voglia vederci più chiaro in questa faccenda e non acconsenta l'estradizione. Un altro dedica a Turetta la canzone di Peter Gabriel, Biko, dedicata a Steve Biko, attivista sudafricano anti-apartheid, morto per le conseguenze delle torture subite in carcere. Post che associano Turetta a Tortora o che attaccano la sorella di Giulia, Elena. Ha presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi, si legge. Tra i primi a segnalare la presenza di questi contenuti sul web alcuni avvocati, tra questi Francesca Ghislon, collaboratrice per anni del Centro Antiviolenza di Padova ed oggi nel consiglio direttivo del Cantiere delle Donne. La considero una cosa indecente e qui mi fermo, e credo che ci vorrebbe anche una certa velocità di intervento da parte di chi deve garantire che ci sia una correttezza, una sensibilità in questo tipo di strumenti, e quindi confido che venga chiusa immediatamente. Censurare velocemente questi contenuti è quello che chiedono le centinaia di commenti e i post in difesa dell'innocenza di Turetta. L'opinione pubblica ha anticipato le forze dell'ordine chiedendo la chiusura immediata della pagina. Costretti a giustificarsi anche quando denunciano, è questa la condizione cui talora sono sottoposte le donne vittime di violenza, conferma l'avvocato Ghislon. Questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo combattere. Le donne vengono messe sempre in discussione quando accade un fatto del genere e le donne finiscono sotto accusa un'altra volta. È uno svilire la gravità di quello che ci succede. Combattere questo fenomeno significa anche dare alle donne la fiducia, perché bisogna denunciare, ma bisogna anche essere tutelate quando si fanno queste cose, difese. E purtroppo nel tritaccarne dei social finiscono anche persone che con fatti gravi come quelli che abbiamo raccontato non c'entrano nulla. È il destino di un ristoratore titolare della Cicogna, travolto da molti insulti e disdette perché un tempo questo locale era appartenuto alla famiglia e al nonno di Filippo Turetta. Preso di mira perché un tempo il ristorante La Cicogna era appartenuto al nonno di Filippo Turetta. Se c'è qualcosa di brutto che si aggiunge a questa già terribile storia, sono questi insulti gratuiti e senza pietà rivolti a chi non c'entra nulla, ovvero la famiglia Fesio, attuale gestore del ristorante La Cicogna, che loro malgrado si sono trovati coinvolti in una vicenda a cui sono completamente estranei. Parecchi insulti, diciamo che il sabato è stata la giornata peggiore, dove tantissime telefonate di insulti da parte di persone con numeri nascosti, e sui social comunque sulle recensioni, sui social, su Instagram, siamo stati un po' presi d'assalto su questa cosa. E come tengo a ribadire, noi non c'entriamo nulla con la famiglia Turetta, abbiamo soltanto comprato il locale dal nonno nel 2011. È ristrutturato tutto e la nostra famiglia è al di fuori di tutta questa cosa. Da quando sabato è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, l'attuale titolare della Cicogna, che gestisce da anni il locale, ha subito insulti, minacce e moltissime disdette. Anche oggi è successa una situazione un po' critica, perché è arrivata una persona se non mi ricordo più il nome, da Conegliano, è entrato dritto al locale insultandoci, chiedendo se siamo noi i genitori di questa persona. Non ha usato queste parole, ma è meglio non dirle insomma qui, e fortunatamente c'erano anche i carabinieri che l'hanno bloccato e adesso prenderanno dei provvedimenti. Puoi utilizzare questo microfono per chiedere, fare un appello e dire una volta per tutte di lasciarvi. Certo, anche perché noi sinceramente non c'entriamo assolutamente niente con la famiglia Turetta e vogliamo essere lasciati un po' in tranquillità, perché noi abbiamo una famiglia che da tantissimi anni è nel settore della ristorazione, prima con un locale da 40 anni e adesso con questo da 8 anni, ma realmente sono 11 che l'abbiamo comprato,
e non c'entriamo assolutamente niente su questa situazione. La famiglia Fesio si è vista costretta a precisare sui social la loro gestione del ristorante da anni e vista la violenza verbale utilizzata dai post circolati sul web e dalle reazioni della gente, sta pensando di prendere provvedimenti. Ho visto che sui giornali, quasi tutti i giornali stanno scrivendo insomma che c'è stato questo errore e creato anche dai giornalisti che magari poco informati della cosa. Adesso ho visto che state facendo questi articoli e vi ringrazio di questa cosa, però purtroppo le persone stanno continuando a scrivere recensioni e chiamate così. Io dico soltanto che magari di avere un po' di rispetto per le persone che sono veramente coinvolte e noi non centriamo su questa storia. Non centriamo con questa storia e gli haters comunque continuano a mandare insulti e minacce. Purtroppo questa è la realtà di oggi. Filippo Turetta dovrebbe tornare in Italia tra una decina di giorni. Tra poco sentiremo anche quello che ha detto l'inviata del Corriere del Veneto in Germania. Sentiremo cosa ha detto e vediamo intanto il governatore Luca Zaia che in occasione dei Venice Creators all'H Farm di Roncade ha parlato di questo gravissimo fatto e ha fatto anche riferimento alle menti malate. Vediamo. Dobbiamo lavorare ovviamente con le scuole, parlare ai ragazzi, non perché i ragazzi siano i più coinvolti dal femminicidio, anzi gli adulti non mancano di avere purtroppo questo primato, e dall'altro anche di fare un grande lavoro come comunità, partendo dalle famiglie, partendo dagli amici dei giovani, ma non solo, visto e considerato che molto spesso dei segnali, degli alert che sembrano banalità, poi magari nel caso estremo possono trasformarsi in quello che abbiamo visto. La mente malata va intercettata, per quanti progetti si facciano, poi forse il vero progetto è quello di educazione, ovviamente ai sentimenti, alla gestione dei sentimenti, al rispetto della donna, ma dall'altro anche dei progetti che ci aiutino a fare un'altra cosa importante, che è quella di spiegare che se si vedono dei segnali non di normalità, vanno comunque affrontati e ovviamente segnalati a chi è esperto nel trattare le patologie, soprattutto le psicosi, le ossessioni. Se investiamo su questo alla fine isoleremo le menti malate, e isolate le menti malate dovremmo agire proprio clinicamente sulla mente malata, ma questa è un'altra storia. Sentiamo l'inviata del Corriere del Veneto in Germania dallo scalo da cui Filippo Turetta ripartirà per essere consegnato all'Italia. Vediamo. Buongiorno dalla Germania, alle mie spalle un vecchio esemplare di un velivolo Lufthansa, non sarà evidentemente quello, ma sì, potrebbe essere questo lo scalo aeroportuale da cui, quando accadrà, Filippo Turetta partirà per essere rimpatriato in Italia. Quella appena trascorsa è stata la seconda notte nel penitenziario di Halle, dove sappiamo semplicemente l'accusa formulata dalla Procura di Venezia di sequestro di persona e omicidio volontario aggravato nei confronti dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Preoccupato e provato, così ce lo descrivono i suoi avvocati, il tedesco Dieter Krass e il veneto Emanuele Compagno. A ore, forse a giorni, lo attende un'udienza alla Tribunale Regionale Superiore di Naumburg, una città che si trova a circa un'ora di macchina da Lipsia. È lì che si trova questa sede giudiziaria, corrispondente sostanzialmente a una nostra corte d'appello, che dovrà entrare nel merito del mandato di arresto europeo e valutare appunto la richiesta di riconsegna alle autorità italiane. Rimbalza fino a qui il provvedimento con cui Benedetta Vitolo, GIP del Tribunale di Venezia, aveva disposto la sua cattura in tutto il territorio europeo per la sua evidente pericolosità. Desumibile, si legge nel testo del provvedimento, dalla inaudita gravità e dalla manifesta disumanità. Potrebbe uccidere ancora, è questo il senso dunque dell'ordinanza che era stata emessa e che ora pesa come un macigno. Ne parlano tutti, anche qui in Germania, e dall'aeroporto da cui partirà, che si trova appunto tra Lipsia e Halle, tra il Länder della Sassonia e della Sassonia-Anhalt. Vi cedo la linea. E questa era Angela Piederiva dalla Germania, in regia Francesco Cerone e Renato Cappoia. State con noi, torniamo subito tra 2 minuti.
nuovo in diretta con Focus TG. Ieri sera l'imponente manifestazione in centro a Padova, 15.000 persone, ma in mattinata gli studenti universitari si erano riuniti per un minuto di silenzio in ricordo di Giulia, che poi è diventato un minuto di rumore. Sentiamo Federico Fusetti. Un minuto di silenzio, anzi un minuto di rumore per ricordare Giulia. Oltre 2.000 gli studenti che nel cortile della facoltà di ingegneria in via Gradenigo hanno voluto ricordare Giulia Cecchettin. Molti più del previsto, tra lacrime e commozione per la 22enne, loro compagna di studi, ma anche per dire basta alla violenza su tutte le donne. Siamo in questo cortile che lei avrà attraversato 1000 volte. Era una nostra compagna di corso, studentessa come noi, con cui condividevamo spazi e obiettivi. E la cultura dello stupro è una cultura in cui siamo immersi tutti e tutte da quando nasciamo, che si regge su una serie di atteggiamenti quotidiani che siamo educati a tollerare, a sopportare, a giustificare, a incoraggiare, che sono la pacca sul culo non richiesta, che sono le battute sessiste, che sono la possessività. Combatti per urlare più forte di me. Possiamo vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Però di Giulia posso dire io personalmente che l'ho conosciuta, che era una ragazza tanto tanto dolce. E le foto che sono state prese e usate, girate nei social, nei giornali, non sono foto in cui era in posa, ma sono foto della sua quotidianità. Quel sorriso era il suo sorriso vero. Vi chiedo quindi di farci sentire. Tirate fuori chiavi, borracce, qualsiasi cosa possa far rumore, e oggi noi qui non faremo il minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. È stata un'emozione forte, già abbiamo un dolore grandissimo nel cuore vedere tanti ragazzi così oggi dà un segnale di speranza. C'è una panchina rossa vagante, c'è itinerante che ogni anno viene posta su un dipartimento all'altro, quest'anno verrà posta qui e questa sarà installata stabilmente presso il nostro dipartimento e l'avremo qui tutti i giorni dell'anno per sempre. Infine, altro segno concreto, all'inizio di ogni lezione, docenti e studenti hanno osservato un minuto di silenzio in classe con la proiezione di un messaggio in ricordo di Giulia. Grazie. E la magistratura dovrà accertare se vi sia stata l'aggravante della premeditazione. Una cosa è certa a proposito della laurea mancata di Giulia, che il suo assassino avrebbe tentato in tutti i modi di impedirle di laurearsi, perché era geloso, era invidioso, voleva laurearsi insieme alla sua ex fidanzata, e sembra proprio che la molla che ha fatto scattare la mano armata di coltello di Filippo Turetta sia stato il rifiuto della ragazza di rinviare il giorno la discussione della tesi di laurea come avrebbe voluto. Quando poi probabilmente ha saputo che questo non avrebbe portato a un ritorno della relazione, a un riprendere il rapporto con la sua ex fidanzata, avrebbe deciso Filippo Turetta di mettere fine alla sua vita. In università a Padova anche la rettrice Mappelli ha detto è come se la laurea l'avesse comunque conseguita e ovviamente gliela assegneremo. Vediamo. Nel caso di Giulia sicuramente è prevista una laurea perché Giulia aveva terminato tutti gli esami e aveva già consegnato anche la tesi. Quello che io voglio fare però è rispettare in questo momento il dolore dei genitori, perché la cerimonia deve essere necessariamente concordata con la famiglia. Ci vorrà del tempo,
Però ci sarà una cerimonia. Quella di Giulia Cecchettin non sarà una laurea alla memoria, ma un riconoscimento ufficiale. Lo sottolinea la rettrice Daniela Mappelli e lo ribadisce il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. È un simbolo, ma è anche una persona. È una persona di cui bisogna rispettare la storia, il dolore della famiglia. E, ha detto bene, non è una laurea honoris causa, è la sua laurea che si è guadagnata con un percorso di studi eccellente a cui lei teneva moltissimo. Quindi non possiamo dimenticare Giulia, poi Giulia è anche un simbolo, sarà un simbolo, ma Giulia è Giulia. Non solo questo però, perché saranno molte le iniziative per ricordare la studentessa 22enne. Antonio Tajani, il nostro vicepresidente, ha già predisposto delle borse di studio per studenti stranieri da dedicare a lei. Poi ciascuno di noi, per la sua parte, io non posso anticipare le iniziative delle singole università, farà qualcosa. Giulia è stata una grande studentessa, è stata una persona dolcissima. Tutti noi abbiamo davanti agli occhi Giulia che abbraccia l'albero, no? Con i suoi pupazzetti attaccati allo zaino, insomma, le hanno portato via tutto, non meritava. Nessuno merita una cosa del genere. È necessario un cambio di passo, sottolinea il ministro Bernini. Sensibilizzare, portare le persone a capire che nelle relazioni umane non bisogna fare quello che non si vuole ricevere. Concetto banalissimo, ma a volte troppo elementare per essere metabolizzato fino in fondo. Una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità universitaria e non solo, sottolinea la rettrice Daniela Mappelli. Ho cercato di provare ad immedesimarmi come madre, anche oltre che come docente, o tantomeno come rettrice, sia da una parte che dall'altra, e penso che sia un dolore atroce. E in questo momento mi sento di dire che siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, ma siamo anche vicini alla famiglia di Filippo, perché nessuno di noi pensa di avere un assassino dentro le mura domestiche. La rettrice dell'Università di Padova, la professoressa Mappelli. Sentiamo cosa hanno detto i cittadini, siamo andati a sentire anche loro, in questo caso sul ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Dopo i drammatici fatti di cronaca con la morte di Giulia, posso chiedervi, secondo voi, come si possono evitare tragedie come queste? Bisogna lavorare nelle scuole, nelle famiglie? Un po' da tutte e due, secondo me, e tornare. Noi siamo genitori di un bambino e un altro in arrivo, per fortuna. Forse si è perso un po' il senso del dire di no, quindi di abituare i ragazzi e le ragazze anche, perché comunque è una cosa generazionale ad accettare che a qualcosa si possa rinunciare. Si dovrebbe insegnare soprattutto ai ragazzi cos'è l'amore e che non è possessività. Credo che si debba insegnare l'intelligenza emotiva, capire appunto quando ci sono dei segnali di tossicità anche all'interno delle relazioni. Credo che quello comincia proprio a casa, dalle mamme con i figli, e poi anche magari rinforzare con la scuola e magari avere qualche insegnamento da parte dei docenti verso il rispetto alla diversità. Secondo me bisognerebbe cominciare dalle scuole e insegnare il rispetto delle donne ai ragazzi, anche perché sono un ex insegnante, per cui è da lì che si dovrebbe cominciare, e direi addirittura dalle elementari, non solo dalle superiori. 105 donne uccise dall'inizio del 2023 ed è una raccapricciante serie di delitti quella degli ultimi anni. Anche a Bassano del Grappa si ricordano le vittime, vediamo. Impossibile raccontare l'orrore di una strage senza fine, di una disperante escalation di violenza sulle donne che continua a insanguinare il Veneto, una lunga scia rossa che ha toccato profondamente anche il bassanese. Nel dicembre del 2007 il Veneto fu scosso dalla scomparsa di Iole Tassitani, 42 anni, figlia di un notaio di Castelfranco Veneto. Il 24 dicembre dello stesso anno arrivò la tragica svolta, il ritrovamento del
del cadavere di Jole Tassitani a Bassano, sezionato con un seghetto in vari pezzi poi occultati in grandi sacchi neri della spazzatura. I sacchi furono ritrovati nel garage di Michele Fusaro, falegname 41enne condannato inizialmente all'ergastolo per poi vedere la sua pena ridotta a 30 anni di carcere. Il 19 dicembre del 2021, sempre a Bassano, venne trovata senza vita nel suo camper in via Capitelvecchio Giulia Rigon, 31enne di Asiago, vittima, secondo l'accusa, dell'aggressione a calci, pugni e ginocchiate da parte del fidanzato Enrique Cappellari, che seguita invece a proclamarsi innocente. Pochi mesi prima di Giulia Rigon, a Pove del Grappa, Dorima Alla, 39 anni, venne barbaramente uccisa a colpi di martello dal marito albanese Gezim Alla, 51 anni. Il delitto efferato accadde nell'appartamento della coppia mentre i figli minorenni, una ragazzina di 13 anni e un bimbo di 9, si erano nascosti per paura sotto il letto nella loro camera. Anche per lui niente ergastolo, pena ridotta a 24 anni. 3 storie di sangue, 3 vite spezzate, 3 cicatrici che il dolore non può rimarginare e che per questo non devono essere dimenticate. Servizio di Alex Giuliano, una sconvolgente e lunga scia di sangue, ne abbiamo parlato ieri sera anche a Focus. Sentiamo cosa ha detto il vice sindaco di Rossano Veneto e anche insegnante Morena Martini. Delle materie per rendere facile l'apprendimento di discipline. Che si chieda alla scuola di poter intervenire anche su questo, per carità, possiamo coordinare degli interventi che nella scuola ci sono già, perché le ore dedicate all'affettività, i progetti per l'affettività, i progetti sulla parità di genere, io sfido qualsiasi istituto ad intervenire dicendo che non ha mai fatto nulla. Ci sono non solo il mio, non solo quello dove insegno io, ma programmi, unità didattiche sull'importanza del rispetto degli altri a 360 gradi c'è. Poi la riflessione che faceva il ministro Nordio, lui ha parlato del mondo del lavoro, è quella che volevo fare anch'io. Nel senso che è giusta la scuola, d'accordo, ma la scuola, le elementari, le medie, le superiori educano i ragazzi di questa età che diventeranno adulti fra 10-20 anni. Cosa facciamo degli adulti di adesso? Abbiamo ragazzi di 20 anni, di 30, di 40, di 50, uomini formati che uccidono le proprie donne, di qualsiasi struttura sociale, non c'è il povero piuttosto che il ricco, il disagiato piuttosto che no, non si guarda in faccia a nessuno. Allora come interveniamo su queste persone che a scuola non ci vanno più? Dovremmo intervenire nell'ambiente di lavoro, dovremmo fare in modo che accanto ai corsi sulla sicurezza che facciamo in qualsiasi fabbrica, in qualsiasi ufficio, in qualsiasi luogo di lavoro, ci siano anche dei corsi o delle sensibilizzazioni che aiutino gli uomini e le donne a ricordarsi di portare pazienza, di saper governare la rabbia che hanno, perché poi si tratta di... Per governare la rabbia che hanno, indignazione e rabbia in tutta Italia per la morte di Giulia Cecchettin. Vediamo alcune dichiarazioni di personaggi, di donne famose, vediamo. Abbiamo trovato Giulia morta ammazzata, e ammazzata da una persona che probabilmente non ha dato mai la percezione di sé come un individuo pericoloso, anche se sono convinta che Giulia avesse individuato alcune problematiche. E allora io dico, porca miseria, non abbiamo ancora imparato, e le dico anche alle istituzioni, non abbiamo ancora imparato a farci proteggere e a proteggere. Così da Caorle la richiesta alle istituzioni di Annalisa Minetti, modella, cantante, scrittrice e campionessa paralimpica. Tra cordoglio, rabbia, impotenza e voglia di dire adesso basta, anche Laura Pausini. Educa tuo figlio, sottolinea, indicando anche il numero antiviolenza 1522. Le fa eco pure l'attrice Valeria Solarino. A che serve gridare all'inasprimento delle pene se siamo già morte? Credo che l'unico modo per sradicare questo virus sia educare al rispetto della donna.
donna. Scrive: tantissime le star che in queste inquiete ore si stanno mobilitando per Giulia Cecchettin. Sui social il pensiero di un'altra veneziana come lei, Federica Pellegrini, nelle foto al tramonto col pancione, l'esortazione alla sua bimba che arriverà a breve. Spero di riuscire a proteggerti, dice, a renderti forte, ma soprattutto ti costringerò a sentirti libera. Per tutto il resto ci pensa papà. Giulia, perdona tu e tutte le donne uccise per mano di un uomo incapace di accettare la fine di una storia. Così Alba Parietti, pubblicando la foto di Giulia abbracciata alla sua mamma. A concludere con un monito alla Minetti: non inneggiamo all'odio e alla violenza, dice, pensando al fratello di Filippo Turetta. A oggi abbiamo due famiglie completamente distrutte, un fratello da poco diciottenne, il fratello dell'assassino, perché così lo definiamo, che purtroppo sarà macchiato a vita e dovrà difendersi, anche se inconsapevolmente o comunque ingiustamente, di ciò che lui non ha fatto. Ovviamente abbiamo parlato tante volte di molestie sessuali che spesso poi precedono fatti ancora più gravi. È successo a Treviso: il titolare di un'azienda metalmeccanica chiedeva sesso in cambio di una promozione e la molestava, e questo è l'incubo di una impiegata che a un certo punto ha deciso di denunciare il suo datore di lavoro. Sentiamo i dettagli nel servizio di Daniela Sizia. Rannicchiata contro un muro nell'ufficio del titolare per cercare di non farsi toccare, un incubo che durava ormai da anni. Lei, impiegata di 40 anni con un figlio da mantenere ed un lavoro che non poteva perdere in un'azienda metalmeccanica conosciuta a Treviso. Ad importunarla sessualmente un imprenditore di 68 anni, proprietario dell'azienda. All'inizio frasi molto poco velate e inopportune con doppi sensi. Saresti la candidata giusta per andare in fiera, ma devi meritarlo. E poi mi tocco e ti penso. La donna che freme mi piace. Fino a frasi ben più volgari, ma dalle parole poi è passato ben presto ai fatti. Le si strusciava addosso, tentava di abbracciarla e baciarla. Fino a gennaio di quest'anno, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel suo ufficio si slaccia i pantaloni, le chiede di toccarlo e poi le mette le mani sulle gambe e inizia a palpeggiarla. Lei, terrorizzata, si rannicchia per difendersi. Il giorno dopo dice basta e si mette in malattia. Già a maggio la vittima era andata dal medico per un forte stress. Il referto rilasciato alla donna parla di una sindrome ansiosa depressiva causata da mobbing e molestie sessuali. Inevitabile l'attivazione immediata del codice rosso. Intanto la quarantenne si è recata in procura per presentare denuncia. Sono così partiti accertamenti ed indagini che hanno portato l'imprenditore agli arresti domiciliari, misura eseguita venerdì scorso. Sono stati anche sentiti i dipendenti. Altre 3 vittime hanno riferito di aver ricevuto le stesse attenzioni non richieste. L'ennesima violenza ai danni di donne che hanno atteso prima di denunciare per paura, vergogna e soggezione. Per l'imprenditore era diventato un comportamento abituale che tutti conoscevano, ma che è rimasto per anni nel silenzio, fino al coraggio di questa quarantenne. Nel Vicentino è stato arrestato un uomo già condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Sentiamo Luisa Bertini. Rintracciato e arrestato a Valli del Pasubio un 65enne straniero, poiché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza per l'espiazione di una condanna definitiva di 3 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'arrestato è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Schio i militari dell'Arma hanno controllato in via dell'Industria un'autovettura condotta da un giovane. Durante il controllo i militari hanno trovato un tirapugni e oltre 1 grammo di marijuana che sono stati sequestrati. È stato denunciato per porto abusivo d'armi e segnalato quale assuntore di stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida per 30 giorni. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e 30 e torniamo subito con voi. A dopo. Ricorderete il brutale assassinio da parte di un nordafricano di un pensionato a Pieve di Soligo. Armelin fu proprio picchiato brutalmente e ucciso durante un tentativo di
rapina. Il figlio della vittima non accetta la proposta di una giustizia riparativa in cui è previsto anche un incontro dei familiari della vittima con il killer. Sentiamo i particolari in questo servizio. Se incontrarlo dovesse significare uno sconto di pena, allora la mia risposta è no. Marco Armellin, uno dei figli di Adriano, il pensionato ucciso barbaramente a Pieve di Soligo all'interno della sua abitazione il 25 marzo 2022, non ha nessun dubbio e risponde senza incertezze alla domanda del presidente della Corte d'Assise di Treviso, che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad un incontro nel quadro del programma previsto dall'Istituto della Giustizia Riparativa introdotto dalla riforma Cartabia, a cui il 36enne Mohamed Boumaraoun aveva chiesto di accedere. Ma la risposta è stata chiara: le scuse non potranno mai cancellare quello che ha fatto. Non ci sono giustificazioni per la morte di mio padre. Ora spetterà alla Corte la decisione. In aula questa mattina il reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla volontà di compiere una rapina, non ha mai alzato lo sguardo. Accanto il suo legale, l'avvocato Filippo Viggiano. È stato ripercorso quel terribile giorno attraverso la testimonianza del figlio, di un operatore del suo M118 e del maresciallo dei carabinieri. Quella descritta è una scena agghiacciante: il pensionato a terra in un lago di sangue, le gambe e le mani legate da una corda. Il 36enne, che ha colpito più volte l'anziano nel tentativo di fuggire, si era fratturato il tallone e si era nascosto all'interno di un casolare vicino, dove poi è stato arrestato. Un tasso alcolemico di 1,05 e positivo alla cocaina. Mio padre, ha spiegato in aula Marco Armellin, non ha mai aperto a persone che non conosceva e quando il citofono non andava si affacciava alla finestra. Un pestaggio che ha portato l'anziano a morire il giorno dopo in ospedale. La prossima udienza è stata fissata per il 18 dicembre. E sulla violenza di genere sono inquietanti i dati dell'osservatorio della Procura di Belluno. Sentiamo Tiziana Bolognani. Il mio monitoraggio prima di arrivare qui delle ultime 5 settimane di segnalazioni di codici rossi in procura vede un numero di iscrizioni per questi reati pari a 40 fascicoli aperti nelle ultime 5 settimane. Dati di fatto, dati oggettivi, segnalazioni che rispetto ai reati contestati vedono una netta distinzione di genere come in nessun'altra tipologia criminale. Stalking, maltrattamenti, lesioni, violenza privata e violenza sessuale. Dei 40 fascicoli, 37 vedono come parti offese donne, mentre 3 individui sono di sesso maschile, 2 disabili e un bambino di 8 anni maltrattato dal padre. La sostituto procuratore di Belluno, Roberta Gallego, è intervenuta in Sala Bianchi al primo di una serie di eventi organizzati da Confindustria Belluno Dolomiti in occasione della settimana dedicata alla giornata internazionale contro la violenza alle donne. Gallego spiega che l'osservatorio della Procura dà una risposta trasversale come età, estrazione sociale, risorse economiche e culturali. Ho fascicoli, gestisco fascicoli, così come lo fanno i miei colleghi, di ragazze molto giovani, anche di signore molto anziane. Non c'è una polarizzazione in questo senso, quantomeno in questo momento. La cronaca irrompe, la morte di Giulia Cecchettin, un'attualità che schiaffeggia tutti. Sono particolarmente addolorata e soprattutto sto cercando di riflettere a 360 gradi proprio per poter aiutare le persone che vorranno essere accolte da queste nostre iniziative nel modo più concreto e serio possibile. Per questo un giorno non basta, come titola l'evento. La mobilitazione deve essere permanente a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di progetti che non siano sulle parole, ma che siano fatti, che diano la possibilità alle associazioni che fanno rete di avere fondi per lavorare, di avere strutture per operare, perché altrimenti c'è quella parte in cui io faccio prevenzione e poi faccio la repressione, in mezzo c'è il fatto e di fronte al fatto abbiamo bisogno di una rete sociale che ci aiuta a sostenere una donna, per sostenere quella donna, per sostenere quei figli. Basta metterli 3 giorni in un albergo e poi cosa succede? Come li sosteniamo? Ecco, forse è questo che dobbiamo dire. Potrebbe essere l'autore di numerosi furti in casa messi a segno nell'Alta Padovana il 33enne albanese arrestato in un'abitazione di Vigonza.
orecchini, anelli, collane. Aveva in tasca il bottino parziale della serata. Il 33enne albanese in Italia senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri in via Aldomoro a Vigonza e sospettato della numerosa serie di furti messi a segno negli ultimi giorni tra Vigonza e Villanova di Campo San Piero. A chiamare il 112 è stato un cittadino che aveva notato 2 persone scavalcare la recinzione di una casa. Arrivati sul posto, i carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei 2, mentre dell'altro per ora non ci sono tracce. L'uomo aveva con sé arnesi da scasso e gli oggetti in oro appena rubati. La refurtiva è stata parzialmente restituita al legittimo proprietario. L'arrestato è stato portato in carcere. Il resto degli oggetti recuperati è presso la stazione dei carabinieri di Noventa Padovana in attesa del riconoscimento da parte dei proprietari. Servizio di Chiara Gaiani, si chiude qui questa edizione di Focus TG. Grazie molte a Francesco Cerone e a Renato Capoia in regia. Torneremo ancora sulla tragica fine di Giulia, questa sera Focus dalle 21:15 con i nostri ospiti e le vostre opinioni. Grazie molte, buona giornata.